Una violenta rissa nel cuore della notte tra Santa Margherita e San Pantalon ha portato al ricovero di un tunisino con diverse ferite d'arma da taglio. La ricostruzione dei fatti e l'identificazione dei coinvolti è ora materia di indagine delle forze dell'ordine. La zona è già finita spesso nell'occhio del ciclone per episodi di movida selvaggia e spaccio di droga, ma ormai anche gli apparentemente placidi quadretti veneziani non sono più al sicuro, come a Rio Marin, il lento avanzare delle gondole, la gente che fa la spesa al supermercato, il turista che si fa il pediluvio in canale, eppure in una tarda mattinata esattamente come questa, che pochi giorni fa qui si è consumato alla luce del sole sotto gli occhi dei passanti un pestaggio con accoltellamento tra presunti spacciatori. Purtroppo qui come in altre zone di Venezia ci segnalano veramente quotidianamente situazioni anche di spaccio o comunque di mancanza di controlli. Questo preoccupa molto i residenti della zona ma anche di altre zone e c'è bisogno non solo, come abbiamo detto più volte, di un costante presidio e controllo, ma c'è anche bisogno di altrettante politiche legate anche al sociale. Segretaria del Partito Democratico di Venezia, Monica Sambo conosce bene la realtà veneziana e l'impressione, peraltro piuttosto condivisa in città, è di un progressivo degrado che qui non si conosceva. Ci sono nuove assunzioni di agenti di polizia locale, ma noi non capiamo dove siano, cioè i cittadini continuano a dirci dove sono i vigili, perché la scelta è stata quella di accentrare alcuni servizi e non dislocarli all'interno dei territori, come si era fatto invece in passato, dove ogni quartiere, ogni sestiere e ogni realtà aveva ovviamente i suoi vigili di sestiere o di quartiere che potevano in questo modo vigilare, essere presenti e anche ascoltare le problematiche direttamente dai cittadini.